2000 mi piace e alleniamo anche GA7 per la prossima partita di YouTuber League. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superallan. Siamo qui oggi con un nuovo video, un video specialissimo perché tra poco dovremo giocare la seconda partita di YouTuber League di ritorno. Abbiamo la Lazio, una partita abbastanza complicata, sarà il mio esordio contro la Lazio perché non ho giocato l'altra partita, però mi sono reso conto che c'è qualche carenza proprio di preparazione, di tecnica, di tiro, di fiato e allora ho deciso che mi serve un mister. Chi se non lui, il re di YouTube Italia, Simone Crispo, il mio mister. Ciao ragazzi, oggi sono in vesti diversi da quelle del calciatore. Oggi faccio il mister di Superallan. Esatto. Ragazzi, prima di cominciare vi chiedo di lasciare tanti bei mi piace e tanti bei commenti. Scriveteci qui sotto nei commenti secondo voi come va a finire questa partita con la Lazio. E soprattutto scrivete in cosa deve migliorare Superallan secondo voi. Esatto, io già qualche idea ce l'ho, infatti dopo ne parliamo mister. E iscrivetevi ai canali, ovviamente vi lascio quello di Simone ma non c'è bisogno, in descrizione. Ah, cosa importante ragazzi, prima cosa gli ho dato la mia maglietta perché almeno acquisisci un po' di potere, di forza, di allora, potenza. Innanzitutto mio caro mi dia delle, perché io sono un vecchio mister, ovvero un mister alla vecchia maniera, quindi mi piacciono le regole. Ok mister, allora da cosa vogliamo cominciare oggi? Allora, innanzitutto il riscaldamento. Ok. Anche se siamo da 8 ore su un campo da calcio, però il riscaldamento. Ci siamo abbastanza riscaldati. Siamo abbastanza Stiamo riscaldati. pigliando fuoco. Allora, questo riscaldamento adesso sarà un tormento per il videomaker, ovvero Fuse, che sta dietro la telecamera, perché adesso verrà dietro a noi una bella giretta. A me basta girare la gamba così. Ma come cazzo ti muovi, cazzo? Corri bene! Mi leva questo sorriso alla faccia, No, non mi piace. Calma, vinci, frate. Mister, ha ragione, Cioè, ha ragione. Qua non è idea, qua c'è tutta Napoli che vuole che vinciamo questa YouTube League. È vero, cioè, togliamo il sorrisetto dalla faccia e cominciamo a fare le cose serie. Però mi deve stare dietro, mister. Devo stare dietro? Sì. Va bene, allora faccio il mister atletico, va. Allora altro giro. mo facciamo una cosa, facciamo un mezzo giro di campo e poi partiamo, vabbè, scaldiamo le varie parti del corpo, vai. Bene, Bene, ora, un po' di riscaldamento c'è stato. Ora ti metti a metà tra l'aria e il centrocampo. Io ti chiamo i vari skip che devi fare con 3-4 metri di scatto, ok? Ok, mister. Vai più indietro. Ora skip alto e poi scatti verso di me. Vai. Cioè, ma ti visto come fa? Mister, mi faccia vedere un Innanzitutto attimo. coordinazione c'è. Capito? Skip alto. Dai, dai, skip alto di Ma io nuovo. perciò mi sto facendo allenare da lui. Dura 3 ore questo video, non mi interessa, tu devi uscire da qua sudato. Vai. Mister, ma lei è molto severo. Non hai idea quanto. Vai, skip alto. Vai, scattino. Bravo. Ora sei ridicolo, Superallan. Riparti da lì. Ora facciamo skip basso. Quindi mi raccomando, devi spingere forte a terra verso avanti, capito? Quindi vai, più veloce possibile. Scatta, via! Bravo. Allora ragazzi, a fiato purtroppo in un giorno, in un allenamento non posso fare. Ci saranno altre sedute. Quindi diciamo che questa seduta di allenamento la mettiamo più su un fatto tecnico, ok? Ok. Più che altro adesso prendiamo il pallone, al massimo dopo chiamiamo il portiere anche, così ti faccio fare un paio di tiri. Ora prendiamo il pallone e facciamo un po' di palleggette, vediamo un po' la tua tecnica individuale. Va bene, però di non deludere il mister. Sta scendendo il tuo sangue. Allora io ti dico solo una cosa. Sì. Chiudi gli occhi per una trentina di secondi, ok? Devi immaginare una cosa. Chiudi gli occhi. Aspetta, non ti faccio nessuno scherzo. Allora, io mo urlo. Segnato per il Napoli con il numero super, vedi Allan, però dovete proprio urlare. Gli occhi chiusi. Tieni ancora gli occhi chiusi. E per il Napoli ha segnato con il numero 5 Super!
Io ti dico solo questo. Mamma mia. Allora, non è successo. Quadruplicalo. Non mi è successo e mi hanno gasato. Figurati se dovesse succedere. Mamma mia, un'emozione unica sarebbe. Gol alla YouTuber League contro la Lazio. Sfida, sfida. Al posto di Simone Crispo. Adesso basta, questo sorrisetto ce lo leviamo dalla faccia per cortesia. Grazie ragazzi, grazie curva. Grande curva. Grandi ragazzi. Palleggiamo un po' con te semplice. Vai. Ora piano piano ti darò delle direttive che sono dei tocchi obbligatori, ovvero ti dico 3 tocchi, tu devi fare 3 tocchi obbligatori, ok? Allora, 2 tocchi. Scusami, vediamo. 3 tocchi. 1, 2, passaggio, bravo. 2 tocchi. 1, passaggio, bravo. Ora un tocco di ginocchio e uno col piede, vai. C'è stato anche un tocco di mano. Vai, ora 3 tocchi e uno per forza di ginocchio. Vedi quando tu esci tu. Mannaggia. Scusate, ma io parlo italiano. Parlo italiano. Parlo Me italiano. la sono alzata male. Dai, ripetiamo. Dai, riprendiamo, ritorniamo. 3 tocchi, 3 tocchi. 1, 2, passaggio. Bravo, bravo, bravo. Adesso 10 tocchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mamma mia, oh bravo, bravo. Adesso giro del mondo. Cosa ci fa? Cosa ci fa? Cosa ci fa? Questi palleggi, la prova dei palleggi è stata superata perché onesto non mi aspettavo neanche, sai, che io dicessi 3 passaggio e tu 3 palleggi e passaggio. La so cavata, Però, la so cavata, mister. Infatti molto bene. Adesso però facciamo una cosa che piace un po' a tutti, quindi adesso ti insegnerò a tirare. Va ok? bene, aspettavo questo momento. Ok, Mi serve. innanzitutto vediamo un po' la tua capacità, senza il mio consiglio. Vediamo dove vai. Io ti metto la palla qui e tu devi prendere la traversa. Traversa. Vai, guarda che credo molto nel mio allievo, Vai. Va bene. la Devo un traversa, po', devo Bruno, un po' Paolo. alzare. sì, lo so. No, ho preso Sì, il sì, palo. ha preso la traversa, ha preso la traversa. Sì, ha preso la traversa. Bravo, L'ha presa. Mo matto, mister. Adesso voglio un tiro di potenza. Voglio che mi fai vedere fin dove può arrivare il tuo destro. C'ho un problema sulla potenza. No, a letto. Avviciniamo. Problema mio, qual è quello principale? Il piede d'appoggio. Ok, il piede d'appoggio allora, lo ti lascio spiego. troppo dietro rispetto invece al pallone. Allora, tu praticamente il piede d'appoggio lo metti a fianco al pallone, ok? Insegna nelle scuole calcio. Il corpo deve stare avanti perché tu la forza, oltre a darla con le gambe, non con il piede, col corpo, nel senso che calci col corpo all'indietro, ovviamente la palla sale. Se tu invece la guardi la palla, ci vai convinto e vedi il mio corpo sta avanti alla palla, imprimi più forza al pallone. Poi una cosa importante, questo, Prenderla con quella parte. questo dal pollice indice in giù. Allora, a livello teorico ci siamo, cioè io l'ho anche capito. Adesso vediamo che a livello pratico cosa succede. Vai. Oh, forte, pure se sbagli, non mi interessa, voglio un tiro forte, voglio dire la potenza. Porca te lo puoi Va bene, mi può andare bene, però voglio riprovare. devi riprovare. Ok, dai, ci siamo. A livello teorico mi serviva questo insegnamento. Hai sbagliato un po' la posizione Del corpo. appoggio. Ah, del piede d'appoggio. Metterla un po' Io devo un attimo provare a fare una arrivi cosa. tipo qua. Esatto, ma io lo so. Devi metterti a fianco. Vai. Qua devo. Trova bene i passi prima, cioè. Ma quello è quella la cosa. lo perché so. Tu vai là, a un certo punto devi mettere il piede. Trovati tu, cioè sei tu e te stesso. Devo sapere io Devi- quando mettere il piede, quando sto già col piede là. Devi trovarti tu i tuoi passi prima di calciare, capito? Devi trovare il tuo modo di camminare prima di calciare, praticamente. Vado, mister. Vai. Beh, Bene, sembrano tiri di punta. Però non l'ho presa con la Però punta. non l'hai presa con la punta. No, la sto prendendo con questa zona qui, non è probabilmente la stessa zona che mi ha chiesto lei, mister, però Lo noto. Però adesso facciamo una cosa, che mettiamo una difficoltà. il portiere. Andrea, portiere! Adesso facciamo la trasformazione completa in un mister come si deve, perché io ammiro molto, nonostante la lotta di uomo che è Maurizio Sarri, quindi ammiro il suo gioco, il suo modo di allenare, automaticamente mi ispiro a lui. Ah, completo. Portiere, ci sei? È il portiere dell'Avvelsito, se non si fosse capito dalla divisa. Allora, io ti dico che gli devi fare 5 tiri da fuori area. Voglio almeno 3 gol, se no non chiudiamo il video. Ok, dai, sul carico. 5 Dai, tiri, dai. 3 gol. Ovviamente ragazzi, visto che lui deve mostrare a me quello che sa fare in questi 5 tiri, non gli do limitazioni di posizione del pallone, quindi automaticamente puoi fare quello che ti senti. Ok. Spostartela, alzartela. Io so che tu sei molto bravo col tiro a volo, infatti il tiro a volo non lo alleno perché deve allenare lui a me, ragazzi, ve lo dico. Quindi
Quindi una cosa, non tirare a volo, perché quello lo sai fare. Va bene, basta che fuori aria. Basta che è fuori aria. Ok. Da fuori aria, guarda, sembra tipo i pirla sballa 100 t. Dai, mi raccomando. Primo. Bravo, mi vedi esultare? No, perché No. non hai visto, hai fatto un c***o Ok. nel primo tiro. Va bene, ci sta. Questa severità. Ovviamente ci sta. io non fumo, però è per fare un po' la parte. Va bene. Vedere cosa sbagli. Vai. Bella questa! Sta caricando il mister. Piede d'appoggio perfetto, l'unico problema è che non prendi la palla come ti ho detto di fare. La sto prendendo più di esterno. La stai prendendo troppo che sembra che dai un Posso taglio alla capire, palla. posso capire perché. È come se dissi un taglio alla palla, tu devi lasciare andare. È assolutamente come se avessi paura di tirare. Sì, adesso che tiri, lascia andare anche il piede d'appoggio. Cioè, hai tirato? Vai. Lascialo andare, Vabbè, prova. ci provo. Guarda, Ragazzi, ho sorriso, ho sbagliato, ho sorriso, vedi perché fino a mo stavo L'ho lasciato facendo la andare il parte piede seria. d'appoggio. L'ho lasciato andare, L'ho ho fatto un lasciato piccolo andare, saltello infatti e l'ho messo sotto non è l'incrocio. stato il tiro migliore, ma a livello tecnico sì. Quello è stato il perfetto. tiro migliore, Ok. Siamo a 3 gol su 3. Guarda, io direi 5 su 5. Allora, mo facciamo una cosa. Visto che ha fatto già 3 gol, facciamo 1, 2 e tiri. Ok, vai. Anzi, passiamocela. Sì. Passiamocela e al mio via tiri. Vai. Ritmo. Vai. Bravo. Vieni di nuovo, vieni. Super Alan Prime. Mi sto stupendo di me stesso. Un attimo, aumenta un po' di difficoltà. Vai. Muovi, scusa, vai. Dai, bravo. Ho provato la Questa, skill. posso dire, potevi anche aspettare che rimbalzava la palla, invece tirato al volo, quindi va benissimo così. Quindi ragazzi, prova atletica superata, anche non superata, però io non posso farci niente. Prova tecnica sul calcio superata abbondantemente. Tiri andati molto bene. La prossima volta magari facciamo un allenamento di gruppo, quindi magari ti porti un altro membro del Napoli che ha bisogno di fare qualche allenamento e continuiamo, perché per me possiamo chiudere così. Ok, Non so. allora facciamo così. 2000 mi piace e alleniamo anche GA7 per la prossima partita di YouTuber League. Aiù, finisce qui con Mr. Crispo questo allenamento in vista della Lazio di YouTuber League. È andato abbastanza bene, non me lo aspettavo. È stato un piacere essere allenato da Simone Crispo. È andato molto bene il ragazzo, devo dire la verità, molto bene. Un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video e sempre e solo forza Napoli!